Gianfranco Miccichè qui ad Agrigento per coordinare un po' l'attività futura. La campagna elettorale è quasi al via, però sono state tante le problematiche, in particolare questa di Armao non inserito nel listino. Come ovvierete? No, il problema è più che di Armao è della candidatura di Agrigento nel listino, che non c'è stata rispettata e che ci ha creato veramente dei problemi, perché noi avevamo per tutta una serie di motivazioni che poi si possono anche spiegare, non credo che sia che interessi a tutti gli agrigentini, ma io avevo combinato le cose in modo tale per cui il listino venisse dato ad Agrigento, perché ci serviva per Palermo e ci serviva per Agrigento, e quindi eravamo ben felici di fare questa cosa. Devo dire inopinatamente il candidato alla presidenza della regione si è assunto una responsabilità che per la prima volta nella storia della politica io ho visto assumersi a qualcuno, perché normalmente i partiti dicono che sono quelli che andranno sul listino, a meno che non ci fossero, come dire, mafiosi o delinquenti, non si capisce quale poteva essere il motivo per non accettare, e invece il Presidente della Regione ha ritenuto che nel listino ci dovesse andare chi diceva lui. Bene, è una ferita che si è aperta nel rapporto tra me e il Presidente della Regione. Questo è il futuro Presidente della Regione, che spero, come ho detto in un comunicato oggi, che spero possa essere ricucito al più presto, perché è qualcosa che noi di Forza Italia non siamo abituati a subire. Oggi sono di nuovo qua ad Agrigento, invece che essere in campagna elettorale a Palermo, perché ho voluto spiegare quello che è successo a tutti i nostri amici di Agrigento e perché insieme a loro si possa trovare una soluzione. È evidente che Forza Italia farà tutto quello che serve per aiutare la lista di Agrigento, per aiutare Riccardo Gallo, per aiutare il coordinatore provinciale e tutti gli altri. Ed è evidente che la prima cosa che devo mettere a disposizione del partito è uno di quegli assessorati che avremo con la vittoria, sperando che ci sia nonostante tutto, di Musumeci alla regione siciliana. Per cui inizio ora questa riunione con loro, ma io quello che dirò, di cui pregherò tutti è di avere ancora fiducia in Forza Italia, di continuare a restare nelle fila di Forza Italia, di candidarsi con Forza Italia, che è l'unico vero partito che esiste nel centrodestra, diciamolo in maniera chiara ed evidente, è l'unico partito che crea progetti per il futuro, è l'unico partito che resterà alla fine di questa campagna elettorale, per cui io parlerò con tutti e li pregherò di continuare a seguirci, metterò a disposizione tutti i mezzi che Forza Italia ha per aiutarli. Quindi Agrigento, per chiarire, sarà presente in giunta con un suo assessore? La Forza Italia di Agrigento sarà certamente presente in giunta con un proprio assessore.